Io sono del Togo, arrivato in Italia come studente, ho studiato scienze politiche e relazioni internazionali e studi europei a Padova, laureato e adesso sto facendo un master di local development sempre a Padova e lavoro per la cooperativa COSEP ormai da 5-6 anni e sono coordinatore di questo progetto di Padova, accoglienza richiedenti asilo. Ho lavorato anche nel passato a Vicenza su una struttura delle persone senza fissa dimora, che è l'albergo cittadino di Vicenza. Adesso sto seguendo anche un'altra struttura dei Paolini che abbiamo sempre i richiedenti asilo. Sono 48 ospiti e poi altri 16 su 2 appartamenti diversi. Posso chiederti se c'è una differenza da quando sei arrivato tu adesso che arrivano loro, secondo te? All'inizio era un po' difficile perché la gente non aveva a che fare con gli immigrati, però adesso, anche se vediamo che ci sono delle problematiche, è un po' migliorato. C'è Non un è po' come... più integrazione, la Sì, gente capisce. esatto, più integrazione, la gente capisce e qualcuno che ci avvicina, ci parla, ci chiede come sono, cosa fanno, quindi è migliorato tanto. E cosa manca secondo te ancora invece? Quello che manca dal mio punto di vista è che bisogna sempre sensibilizzare le persone, fare capire alle persone che non sono persone cattive, perché è la prima idea che la gente fa delle persone che non conoscono. Perché io anche, a me è successo che all'università i primi anni è difficile avere amici perché non ci conoscono e dopo quando cominciano a conoscerti è diverso, sono come i tuoi fratelli. Tipo io ho degli amici all'università che abbiamo mantenuto dei rapporti stretti come parte della mia famiglia, quindi il discorso è che adesso dobbiamo anche avere un po' di pazienza e fare molta sensibilizzazione. Quando ti relazioni con loro, che cosa hanno bisogno soprattutto? Io spiego sempre a loro che quando uno viene a casa di qualcuno devi cominciare a imparare la lingua per poter integrarsi, perché da quel che capisco da quel che ho capito io, dall'esperienza che ho in questo ambito, l'importante è la lingua, perché senza la lingua non puoi integrarsi, non puoi avere relazione con le persone. Quindi il punto centrale è la lingua e loro quello che hanno bisogno è di imparare la lingua per poter avere quello che aspettano, perché molti di loro vogliono stare qui in Italia, trovare un impiego, lavorare e contribuire anche allo sviluppo del paese. In Italia sono di passaggio perché tutti Poi puntano vogliono andare al via. nord Europa, eccetera. Però incontrando in realtà stiamo scoprendo che non è vero. Non tutti perlomeno. Cioè io parlo della mia realtà, Sì, ovviamente, certo. perché le persone che abbiamo noi, nessuno vuole andare via, tutti vogliono stare in Italia, si sentono bene in Italia e vogliono avere una vita migliore qui, e quindi è quello che ci chiedono ogni giorno. E noi stiamo facendo il massimo per farli integrare, per aiutarli ad avere quello che vogliono. Non possiamo fare tutto con la bacchetta magica. Io ho spiegato che che gli italiani anche si impegnano, si lavorano e che loro devono fare lo stesso. Quindi hanno capito e quindi stanno facendo la strada giusta. C'è qualcuno che dice vorrei solo tornare a casa. Direi di no, perché nessuno al momento non ci ha detto una cosa del genere. È vero che ci hanno parlato delle sofferenze che hanno avuto lì dentro, soprattutto in Libia, che non è stata una cosa facile, però di solito ci dicono che noi ringraziamo il cielo che siamo arrivati qui, che gli italiani ci hanno accolti bene, che sono persone brave e quindi si sentono bene, si sentono a casa. Raccontami di Bagnoli, quindi tu sei arrivato quando? Ho venuto in Bagnoli 7 luglio scorso. Sei stato lì quanto? Sì, ho stato lì quasi 11 mesi. E com'è andata? Andata bene, sì, molto bene. Facevo i volontatori, Ah, il volontario volontario? Ok. in Baione
come infermiere perché il mio paese ho lavorato con tanti ospedali. Facevi l'infermiere? Sì, infermiere, sì, sì, con tanti medici. Ma hai Medici. studiato anche per fare l'infermiere? Sì, ma ho studiato tecnico del laboratorio. Lavoravi anche nel tuo paese? Sì, 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 sì. Quindi sei venuto anche qui per studiare? Ho venuto qui per studiare, sì, anche per studiare e migliorare mia vita. Tu hai lasciato lì la tua famiglia? Sì, sì, sì. Ho un figlio, si chiama Wisdom. Quanti anni ha? Lui ha adesso 4 anni e 5 mesi. E anche tua moglie è lì? Sì, 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 sì. Non sono venuti qui? Non sono venuto qui. Ma tu vorresti che venissero qui? Sì, 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 sì. Io trovare un buon lavoro. Vorrei portare... Farli venire? Sì, venire qua, sì. E cosa fai durante il giorno? So che fai volontario anche. Volontario in parrocchia. E sì. cosa fai? Io faccio questa, pulire. Ah, hai già fatto le pulizie? Sì, oggi Vai sì. mattina presto? Sì, 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 sì. Tutti i giorni? No, ogni venerdì. Pomeriggio vai a fare lezione di italiano? Sì, sì. Ho cominciato, la scuola si chiama Cipia Petrarca, che è collocato in via Concariola 9. Vai in bici? Mio amico mi porta qua con la tua macchina. Quanti anni hai? Ho 26 anni. Cosa vorresti fare da grande? Vuoi studiare all'università? Sì, io vorrei diventare un medico perché mio padre Era medico? era medico, sì, sì, era medico, sì. Ma tu potresti andare all'università? Sì, perché Sì, il sì. Soro ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Ma tu abiti in un appartamento? Sì, ho abito in Padova qua. Con Vi- altre persone? Con altre persone, siamo 8 che vivono insieme. Come va? Bene, bene. Nel tuo paese ci sono dei problemi? Sì, sì, ci sono tanti problemi nel mio paese perché il presidente adesso è musulmano e lui, Vuole convertire? sì, 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 lui è mandati esercizi Ah, l'esercito. esercito da qualche parte in sud-est perché lui vuole tutta la Nigeria diventare musulmani. Ah, musulmano. Perché Ma tu sei cristiano? sì, sei sì, sì, musulmano? sì, Sei sì. cristiano? No, io cristiano, io sono cattolico. Quindi vai anche a messa dove vai a fare le pulizie? Sì, 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 sì. Solomon frequenta anche un gruppo scout. Facevo volontario con Scout? il gruppo Lo Scout, sì, il gruppo Lo Scout. E cosa facevi? O faccio cambuseri, aiuta loro per sistemare tutte le cose nella casa. Tu sapevi chi erano Sì, gli sì, scout? sì, 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 sì. Ti piacciono? Sì, sì, mi piace, mi piace. E ti hanno accolto bene tutti? Sì, sì. E loro molto bravi, bravissimi. E loro aiutami tanti, tantissimi. Hai imparato così l'italiano anche per questo? Sì, 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 sì. Io credo che sia proprio compito di noi operatori, di noi educatori del servizio di accoglienza, quello di garantire una salute fisica e psicologica soprattutto delle persone che noi ospitiamo. È compito nostro indirizzare la persona che manifesta un disagio, un disturbo da stress post-traumatico verso enti, istituzioni capaci a gestire ed aiutare questa persona a stare meglio. Purtroppo i servizi, il sistema sanitario nazionale, la psichiatria, non sempre è in grado di conoscere e di aiutare queste persone che hanno questi bisogni. Per questo esiste una scuola di specializzazione, che mi sono anche iscritto da poco, che si chiama etnosistemico narrativistica, una scuola di psicoterapia, che serve proprio per aiutare queste persone che hanno questi problemi, questi disturbi.